C'era chiesto che a proposito di carnevale, insomma, era uno che stava a vestire da carnevale, non essendosi mai vestito di carnevale, va in questo negozio dove affittavano costumi, da carnevale, costumi, maschere, entra in questo negozio, era un po' strano, un poco particolare, c'era questa voce un poco... Come quando uno è toccato da rannola, vai, no, questa voce... dai, vabbè, per cortesia. Vabbè, per dire un po' che è femminato, era un po' no? effeminato. Per cui insomma, buongiorno, senta, questa voce un po' così. Buongiorno, senta, scusi, chi è che ha fatto vestito da carnevale? Allora c'era Chiedo che era uno invece un po' più impostato, tipo l'assessore, no? La voce calda, perché lei ha una cassa di risonanza più particolare, ampia, e quindi la voce ne esce più. Allora Chiedo, il venditore, in contrapposizione a questa voce, sì, qua è il posto dove... Questo sembra un altro assessore, per la verità. Ma l'assessore su tutta causa così, in provincia di Catania. Catania. Ce n'è uno per ogni giorno, giusto? Sì, e automaticamente qua è il posto, diciamo, dove o bene affittiamo i vestiti di carnevale. Sì, lo sai, io volessi bello vestito, siccome non mi hai vestito mai, perché mi pare tutte minchiate queste cose, di vestiti, cose, mi hai vestito mai, è bella la festa, io ce vai, però non mi hai vestito, cioè, vorrei un vestito, una cosa bella, classe, perché mi fici zito, non si sa, per poi come, mi fici zito e niente, volessi andare in questa festa, vai, volessi dire, dai, lei che cosa mi consiglia? Ma ci guarda, un vestito bello di kid classici, uno che si usa sempre, che non ha passato mai di moda, io ci consigliassi Zoro con una R sola, a Catania con una R, Zoro. Zoro mi piace, bello, ma che chiedo comandella, la maschera, il cappello, la spada, sì, vabbè, magari una bella zeta andò petto, una bella zeta andò a fronte, bello, io proprio sarà a fenomeno. Buono, poi, e quando viene? Ma ci guarda, per una sera, diciamo, 200 euro. Minchione? 200 euro? Scusa, lei mi è un po' pesante, va? 200 euro per una sera, a me vestito mai. Senta, scusa, ma ce l'abbiamo sto mandello, cosa? Uno in mezzo alla foto, due mandello, dovevano pigliare, un pince, fai. Ce l'abbiamo un mandello che fa uno scondicino, non si può dire? Ma guarda, veramente non si potesse fare, però... Vabbè, se lei vuole, ce l'abbiamo un mandello, 150 euro lo possiamo fare. Vabbè, ma sembra assai, che picca 150 euro, cambottati 100.000 lire quasi, non è che... Senta, ma se ce l'abbiamo sto cappello, cosa? Uno sura, in mezzo alla foto, due cappello, tu con la sorora, ce l'abbiamo un cappello, che fa, non me ne più picca? Vabbè, ce l'abbiamo un cappello, avanti, ci posso fare 100 euro. Ma 100 euro ci pare picca a lei, scusa, per lei che lave ci pare una picca, non è che io uno a bodda a mano e picchia 100 euro, scusi. Senta, ma non possiamo fare niente, che se ce l'abbiamo a spada, cosa può che la spada a mezzo alla food, a misca troppe che ci sono piccerite, ci scippano che è piccerito, è pericolosa la spada, ce l'abbiamo, che faccio? 50 euro? Insomma, 50 euro al limite, avanti, 50. Se ma sapete, pensandoci buono, io volevo spendere più picca. Io giustamente tarava per il suo. Senta, scusa, lei quando vuole spendere? Ma lo sai, io ma trovo che sai, 10 euro, dai, sai che... Quanto? 10 euro. Boris, si può fare qualche cosa? Certamente, come si può fare? Che fa scherzo? Lei esce da qua, va a Canfacci, che c'è una genere alimentare, una micciera, e si compra un bello barattolo di marmellata, bello rosso, e che gusto lei accatta? No, sai, come vuole lei, a bocca, ciliegia, non c'è problema. Si accatta bello barattolo di marmellata e manichi scopa, poi torna che c'è qualche affare. Effettivamente questo ne esce, va di fronte, c'era questa micciera, entra, si accatta sta cosa, ne esce, che cazzo, io tornai, tu sai, spendì 9,90 euro. Ha visto? Ce l'avevo detto io. Avanti, ora lei va a casa, e che fare? Lei si spoglia tutto nudo, piglia sta marmellata e sta spamma bella, d'un godo, tutta pare. Tutta pare, nudo? Tutta pare, bella, la marmellata in tutto il corpo, mi raccomando, ci ho capito. Io manichi scopa. Un manichi scopa si mette un zappolino. Scusi, era così che sognava stato? Del lecca a lecca. Giuseppe Castiglia.